cordiale buongiorno, un caloroso benvenuto alle autorità e ai cittadini intervenuti alla cerimonia di inaugurazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto. È presente una rappresentanza schierata di reparti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle sue specialità, con la bandiera del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso. Sono inoltre presenti, di fronte alle autorità, il gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di medaglia d'oro al valor militare, ed il labaro dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco. La celebrazione ha inizio con il solenne alzabandiera e l'esecuzione dell'inno nazionale cantata dal tenore maestro Francesco Grollo. Reparto, attenti! Reparto, fianco, sinistro, sinistro, picchetto, avanti, marcia, sinistro. Picchetto, tieni il passo. Alza bandiera! Ci troviamo nella città di Vittorio Veneto, a pochi giorni di distanza dalla ricorrenza del 100° anniversario della fine della Grande Guerra. I Vigili del Fuoco intendono perciò onorare la memoria dei propri caduti in quel conflitto e nel servizio quotidiano, con una corona d'alloro che viene deposta ai piedi del tricolore da parte del sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, senatore Stefano Candiani, dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Gioacchino Giomi, dal presidente della Regione del Veneto, dottor Luca Zaia, dal prefetto di Treviso, dottoressa Maria Rosaria Laganà, e dal sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, accompagnati dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, ingegner Nicola Micele. Le note della leggenda del Piave rendono onore ai caduti. Reparto, attenti! Onori ai caduti! L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, pertanto non nemico una bandiera. Tutti passarono quella notte falsi, ma ce ne bisognava andare avanti. Subiva il
Si pregano ora le autorità di avvicinarsi all'ingresso della caserma, dove il comandante dei Vigili del Fuoco di Treviso ed il sindaco della città di Vittorio Veneto scopriranno la caratteristica targa ovale che contraddistingue tutte le caserme dei Vigili del Fuoco italiani. La targa riceverà poi la benedizione da parte di Don Marco Favret, parroco di Costa, frazione di Vittorio Veneto, nella quale ci troviamo. Ed è una benedizione rivolta simbolicamente a tutte le donne e gli uomini che in questa caserma presteranno servizio. Reparto, attenti! Porto i saluti anche da parte del Vescovo di Vittorio Veneto, Sua Eccellenza Monsignor Corrado Pizziolo. Con semplicità viviamo questo breve momento di preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore Gesù, che è passato nel mondo facendo del bene a tutti, sia con tutti voi. Dal Vangelo di Marco. Dice il Signore: chi vuole essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Gesù qui parla di servire e dare la vita per gli altri. Penso siano due valori che contraddistinguono il corpo dei Vigili del Fuoco, che sono a servizio della comunità e sono disposti a dare la vita o mettere a repentaglio la propria incolumità per la vita e la sicurezza degli altri, e per questo dobbiamo essere loro grati. Preghiamo. Benedetto sei tu, Signore, di infinita misericordia, che nel tuo Figlio nato dalla Vergine Maria ci hai dato il modello e il comandamento dell'amore, e fondi l'abbondanza delle tue benedizioni su questi tuoi figli che si offrono per il soccorso dei fratelli. Riempili del tuo spirito perché nelle varie necessità ed emergenze adempiano con tutto il cuore il loro volenteroso proposito. Benedici questa sede dei Vigili del Fuoco ed estendi la tua protezione su quanti vi operano, perché possano garantire a tutti incolumità e sicurezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi, su tutti voi, in particolare sui Vigili del Fuoco, e su questa sede scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E affidiamo alla protezione degli angeli custodi, della Madonna della Salute, che domani veneriamo, in particolare proprio qui a Costa, e di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, il nostro distaccamento, ecco qui, di Vittorio Veneto. Grazie. Il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, senatore Stefano Candiani, il presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia, ed il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Gioacchino Giomi, accompagnati da tutte le autorità, procedono ora al tradizionale taglio del nastro, inaugurando così ufficialmente la nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto.
Richiamo la vostra attenzione sulle brevi parole di saluto rivolte dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, l'ingegner Nicola Micele. Prego, signor comandante. Grazie Sergio. Signor sottosegretario, signor presidente della regione, signor capo del corpo, signor direttore interregionale, signor prefetto, signor sindaco, autorità civili e militari, colleghi vigili del fuoco, rappresentanti delle associazioni e amici che siete qui numerosi, questo numero è davvero inaspettato. Io mi scuso come padrone di casa per qualche disagio, ma la vostra presenza qui ci emoziona. Grazie. Autorità e amici, la vostra presenza qui oggi a Vittorio Veneto ci onora. A nome di tutto il comando vi porgo un cordiale benvenuto ed un sincero ringraziamento per essere qui con noi a condividere la festa dei Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto. Consentitemi in premessa di ricordare due uomini, due colleghi che sono venuti a mancare di recente e che hanno fatto la storia di questo distaccamento, Luciano Marchesoni ed Ennio Arrighi, a cui vi chiedo di tributare un applauso, ma è partito spontaneamente. Sono certo che avrebbero voluto essere presenti qui oggi, loro che nel corso della carriera hanno fatto del bene salvando vite umane, non mancheranno di assicurare la protezione a tutti i colleghi, ovviamente primi fra tutti ai loro figli, valenti capisquadra che proseguono nel solco della tradizione familiare. L'inaugurazione di una caserma dei Vigili del Fuoco è sempre una bella notizia. La Casa dei Pompieri costituisce un solido presidio per la sicurezza della comunità. Ritengo però che in questo caso ci sia qualche motivo in più per essere soddisfatti. Questa inaugurazione non è un semplice taglio del nastro. Innanzitutto per la città in cui ci troviamo e perché questo taglio avviene nell'anno del centenario della Grande Guerra, a conclusione delle celebrazioni che hanno visto Vittorio Veneto al centro di numerose iniziative tese a rendere omaggio a quei ragazzi che nel primo conflitto mondiale diedero la loro vita per la patria. È un onore per i Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto poter festeggiare la rinascita della loro casa proprio quest'anno e in un certo senso sentirsi così parte di questa gloriosa storia. È altresì motivo di soddisfazione il modo in cui si è concretizzata questa nuova sede, frutto di un lavoro sinergico che ha visto amministrazioni statali, amministrazioni locali e imprese private lavorare assieme per il raggiungimento di un obiettivo comune. Credo si possa annoverare come un buon esempio di cosa significa in concreto fare squadra, una buona pratica di cui poter essere fieri. Si può essere più che soddisfatti del frutto di questa sinergia, una caserma venuta proprio bene sotto il profilo operativo, logistico, tecnologico e, cosa da non sottovalutare, anche in termini di efficientamento energetico, con il suo cappotto isolante, i pannelli solari e il fotovoltaico. Una nuova sede che, ne sono certo, non sarà solo la casa dei pompieri, ma un punto di riferimento per tutta quella complessa macchina dei soccorsi che si attiva quando avviene una calamità. Ricordo infatti che una sala di questa caserma è stata già destinata a sede del centro di coordinamento delle attività di soccorso per la gestione degli eventi emergenziali più complessi, potendo ospitare tutti coloro che sono chiamati a concorrere al dispositivo di soccorso pubblico in piena coerenza con le attribuzioni che il nuovo codice di protezione civile di recente emanazione affida al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tutte queste ragioni fanno di questa inaugurazione non un semplice taglio del nastro, ma un motivo di orgoglio per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Treviso e, ritengo, per tutta la comunità vittoriese. Chiudo con i ringraziamenti doverosi in occasioni come questa. Ecco, permettetemi innanzitutto di ringraziare il mio comandante generale, il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Gioacchino Giomi,
Lo ringrazio molto per essere qui oggi, ne siamo davvero onorati, e anche per averci permesso di organizzare queste straordinarie giornate di celebrazione in cui abbiamo voluto portare la festa in città, domenica scorsa in piazza e ieri con uno straordinario concerto della Banda Nazionale in teatro. Mi sia consentito di ringraziare i suoi uffici di staff e la Direzione Centrale per le Risorse Logistiche per tutta la collaborazione offerta in questi mesi durante il completamento della caserma. Desidero esprimere, inoltre, un sentimento di sincera riconoscenza nei confronti dei miei predecessori. Ho il privilegio di raccogliere oggi il frutto del lavoro di tanti. Così come ritengo doveroso un ringraziamento a tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute in questi anni e che hanno supportato in maniera concreta la realizzazione di questa caserma, dai tempi della prima convenzione con la nostra amministrazione fino ad oggi. Ringrazio quindi le giunte, i consigli e gli uffici tecnici che ci hanno sempre sostenuto. Anche questo per noi è motivo di orgoglio, perché mi piace pensare che i Vigili del Fuoco siano riusciti a costruire costituire il legante di una condivisione di intenti che prescinde da orientamenti politici. Ringrazio quindi le imprese e le loro maestranze, che hanno lavorato bene per portare a termine, nei tempi stabiliti, le opere a loro affidate. Per l'organizzazione di questo evento mi sia consentito di rivolgere un ringraziamento di cuore a tutti coloro che ci hanno sostenuto, agli amici di questo territorio di cui il distaccamento si sente parte, alla Banda Nazionale dei Vigili del Fuoco, al suo maestro Donato Di Martiri, al tenore Francesco Grollo, ieri come oggi straordinari interpreti della buona musica. E ancora, ritengo doveroso evidenziare la straordinaria collaborazione offerta dalla sezione di Treviso dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco per la loro iniziativa di domenica a beneficio dei bambini, che come è noto sono i primi sostenitori dei Vigili del Fuoco, nonché quella degli amici del Museo Storico dei Vigili del Fuoco di Mantova, sapienti custodi dei valori e delle tradizioni pompieristiche. I mezzi d'epoca e le divise storiche domenica scorsa hanno colorato Vittorio Veneto, dando un sapore unico a questa inaugurazione. Ultimo, ma non ultimo in ordine di importanza, anzi, mi sia permesso di ringraziare il mio personale, coloro che si sono straordinariamente impegnati per questa manifestazione e coloro che si sono altrettanto straordinariamente impegnati per far sì che questa caserma potesse diventare realtà. Ricordo bene i colleghi che abbozzavano i primi schizzi, appena tratteggiati a matita, su un foglio A3 dove il progetto della nuova caserma stava prendendo vita. Così come ricordo la tenacia e lo spirito di adattamento dimostrati nei giorni in cui la nostra sede qui a Vittorio era collocata in un locale poco più grande di un sottoscala. Le difficoltà logistiche e operative di allora ci hanno dato ancora più forza per il raggiungimento dell'obiettivo. Dunque un distaccamento fortemente voluto dal personale e dalle sue rappresentanze. Anche in questo caso il gioco di squadra ha dato i frutti sperati. I sacrifici di quei giorni oggi vengono ripagati. E quindi dico grazie ai Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto, persone capaci, generose e appassionate, che in questa nuova casa potranno proseguire il loro lavoro di servizio alla comunità nel solco di chi li ha preceduti, tenendo alto il vessillo dei Vigili del Fuoco. Evviva i Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto e viva la loro nuova casa. Prende ora la parola il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon. Buongiorno a tutti i cittadini presenti, numerosissimi, alle autorità civili e militari e ai Vigili del Fuoco soprattutto, che oggi sono i nostri amici protagonisti. Do un benvenuto al comandante provinciale Ingegner Micele e ben arrivato a Vittorio Veneto al capo del Corpo Nazionale, Ingegner Gioacchino Giorni. Un saluto particolare al sottosegretario, senatore Stefano Candiani, al presidente Luca Zaia e al prefetto, dottoressa Laganà.
La loro presenza oggi a Vittorio sottolinea l'importanza di questa giornata. Un benvenuto anche a tutti i colleghi amministratori, agli onorevoli e ai colleghi sindaci presenti. Sono davvero lieto, non lo nascondo, di essere qui oggi nella mia veste di sindaco a rappresentare tutta la città di Vittorio Veneto, perché con l'inaugurazione di questo nuovo distaccamento si completa per la nostra comunità una sorta di area di gestione delle emergenze. Nel giro di pochi metri, infatti, si trovano l'ospedale, le caserme dei carabinieri, della Polstrada e ora anche dei Vigili del Fuoco. Senza dimenticare appena più in là anche la nuova caserma della Guardia di Finanza, che è già operativa e che a breve sarà inaugurata. Desidero sottolineare l'intelligente scelta logistica perseguita in questi anni dalle amministrazioni comunali, da tutte le amministrazioni comunali che si sono succedute, di posizionare anche questa struttura in un luogo facilmente accessibile e collegato alle principali e più veloci arterie stradali. Si sa che la tempestività dell'intervento di tutte le forze dell'ordine, ma in particolar modo dei Vigili del Fuoco, fa un'enorme differenza in termini di efficacia e di risultato di ogni operazione di soccorso. Quanto ufficialmente si inaugura oggi è la conclusione di un lavoro importante che si è protratto per lunghi anni con tenacia e determinazione. Gli enti preposti hanno lavorato superando anche qualche ostacolo, che è inevitabile quando si progetta e si completa un'opera pubblica di interesse generale come questa che risponde ai migliori criteri operativi. Sincera riconoscenza va al Ministero degli Interni, che ha cofinanziato l'opera con il Comune e con la ditta Falmec. Ringrazio il team di progettisti guidati dal direttore dei lavori, ingegner Marco Della Giustina, e costituita dagli ingegneri Ciprian, Zanette e Ghirardo, tutti i nostri concittadini. Per le imprese desidero citare l'impresa Tonon di Colle Umberto, la Ascani Impianti e Costruzioni di Grottammare, insieme a tutte le ditte subappaltatrici che hanno lavorato al completamento di questa straordinaria opera. Un grazie anche ai direttori operativi, il comandante Marchesoni e Favaretto, e a tutta la commissione di collaudo formata dagli ingegneri Micele, Tufaro, Di Paolo, con la collaborazione dell'ingegner Caprarelli, nonché alla dottoressa Gaudio Monte del Ministero dell'Interno. Mi preme formulare anche un sincero ringraziamento a tutti i dipendenti del Comune di Vittorio Veneto, e sono tanti, che a vario titolo hanno concorso a quest'opera. In questa occasione inaugurale desidero esprimere un particolare ringraziamento al Comando dei Vigili del Fuoco, perché ha voluto far dono alla città di 2 eventi collaterali molto belli e che so essere stati davvero molto apprezzati, 2 doni che impreziosiscono queste giornate. Pompieropoli, con l'esposizione di mezzi storici e non, che si è svolta domenica in Piazza del Popolo e che ha visto la gioiosa partecipazione di numerosissimi bambini che hanno potuto assistere a manovre professionali e sperimentare quello che potrebbe essere per qualcuno di loro un futuro impiego a servizio della comunità. E poi il concerto della banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che si è tenuto ieri sera al Teatro da Ponte, una serata musicale davvero raffinata. Grazie. Infine un grazie a tutti i Vigili del Fuoco vittoriesi che hanno saputo attendere con pazienza la loro nuova caserma, continuando ad operare nella sede di Nove con la generosità che li contraddistingue. È con profonda gratitudine e sincera simpatia che rivolgo quindi ai nostri Vigili del Fuoco l'augurio di buon lavoro e l'auspicio che continuino ad essere sempre pronti ed efficaci, fedeli al motto trevigiano Incede per Ignes, marcia attraverso le fiamme, motto che conferma il loro grande e ammirevole coraggio. Ai nostri amici Vigili del Fuoco dico perciò bentornati a casa. Grazie signor Sindaco. Prende la parola il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l'ingegner Gioacchino Giomi.
Grazie a tutti i presenti. Un saluto al sottosegretario Candiani, al presidente Zaia, al prefetto Laganà, al sindaco, a tutte le altre autorità qui in sala e a tutti i cittadini qui di Vittorio Veneto. Un abbraccio particolare, un saluto veramente caro a tutti i Vigili del Fuoco che sono oggi qui stamattina presenti, in particolare all'amico e al collega comandante, al direttore regionale e a tutti gli altri comandanti che sono qui presenti. Mi chiedeva prima un giornalista che mi intervistava che cosa significa aprire un distaccamento, un nuovo distaccamento o comunque un distaccamento che già esisteva e che viene rinnovato. Beh, per il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, per noi Vigili del Fuoco è un fatto importante. Avere un distaccamento, come avete sentito dal comandante Micele, all'avanguardia, che abbia tutte le caratteristiche funzionali di un distaccamento, ma con delle tecnologie e peculiarità che lo portano all'avanguardia in questo tipo di edifici e di locali, per noi è importante. Perché? Prima di tutto perché riusciamo a far lavorare i nostri vigili in condizioni di miglior agio e anche perché poi questo distaccamento non è soltanto questo, come tutti gli altri distaccamenti, ma in particolare questo qui lo sarà, non è soltanto il punto da cui partono le nostre autopompe per portare soccorso, per fare soccorso, i nostri mezzi, non soltanto le nostre autopompe. Mentre vi dicevo autopompe pensavo al disastro che c'è stato qualche giorno fa in provincia di Belluno. A Belluno, lì le autopompe servivano a poco, semmai servivano le pompe per sgottare l'acqua, servivano motoseghe per tagliare gli alberi. Per questo voglio ringraziare chi ha fatto quella donazione di motoseghe ai Vigili del Fuoco, sono attrezzi importantissimi, utilissimi in quei contesti. Quindi dicevo che il distaccamento dei Vigili del Fuoco è un punto da cui partono le squadre di soccorso, le nostre squadre di soccorso, ma è un punto di riferimento per tutta la popolazione, per tutto ciò che attiene le autorizzazioni antincendio, ma su una cosa ancora più importante: sono dei punti in cui, sono dei luoghi in cui si può parlare con la popolazione di sicurezza, si può fare fra virgolette cultura, anche parlare di sicurezza, anche raccontare quali possono essere i pericoli che ci sono in casa, nelle scuole, nei locali dove normalmente si lavora, possono consentire a chi poi acquisisce queste nozioni di autodifendersi nel momento del bisogno. Molte volte noi Vigili del Fuoco arriviamo nei posti con un ritardo rispetto a quello che sarebbe necessario. Non dipende da noi, dipende dal contesto in cui ci si trova, per cui se una persona, contesto territoriale in cui ci si trova, per cui se una persona sa già come mettersi in salvo è un fatto fondamentale e sono proprio i primi elementi di prevenzione. E proprio parlando dell'aspetto dei ritardi nell'arrivo delle nostre squadre sul luogo dell'intervento, con il senatore Candiani stiamo facendo una valutazione a livello nazionale su quelle che sono le necessità dei territori, necessità che sono di fatto importanti per far sì che le squadre di soccorso possano arrivare nei 20 minuti che noi Vigili del Fuoco abbiamo fissato come tempo massimo oltre il quale l'intervento di soccorso diventa meno efficace. Ecco, questo 20%, arrivare in 20 minuti a intervenire nell'80-85% della popolazione.
Bene, con la nuova sede di Vittorio Veneto, con la nuova sede, questo distaccamento di Vittorio Veneto, si migliora enormemente questa capacità, questa efficacia di intervento, perché la sede che era, la vecchia sede che era distante da questo nuovo edificio, circa 7 chilometri, era posizionata in un luogo che ci consentiva di arrivare sulle zone del territorio in cui dovevamo intervenire in tempi maggiori. Ora noi riusciamo in circa il 75, cioè riusciamo ad arrivare in 20 minuti a operare nei confronti del 75-80% della popolazione. È un dato molto importante, è un dato che dà il senso della sicurezza che in questo caso lo Stato, attraverso i Vigili del Fuoco, garantisce alla propria cittadinanza. Per cui veramente per noi è fondamentale che ci possano essere in tutte le zone italiane i nostri distaccamenti. Distaccamenti che, non dimentichiamo, possono essere distaccamenti di vigili del fuoco permanenti o distaccamenti di vigili del fuoco volontari. Sono tutti vigili del fuoco, fanno parte tutti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Un'altra cosa che a me piace dire è ringraziare chi ci ha preceduto in tutto questo. L'ingegner Miceli diceva che questo è il frutto non soltanto dell'attività di chi attualmente ha la responsabilità del comando provinciale di Treviso, quindi l'ingegner Miceli, ma è frutto dell'attività di tanti colleghi che prima di lui si sono dati da fare, si sono spesi per poter realizzare questa sede. Ma mi riferivo anche ai vigili del fuoco che operano nel distaccamento, quindi grazie ai vigili del fuoco che operano e che opereranno in questo distaccamento. Siate sempre vicini alla popolazione, ai bisogni della popolazione, siate sempre vicini ai sindaci, perché sono l'espressione delle necessità della cittadinanza. E grazie anche a chi ci ha preceduto in questo bellissimo lavoro che è il lavoro del Vigile del Fuoco. Mi riferisco ai nostri amici dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, qui vedo anche in sala che ce ne sono altri, ma mi riferisco appunto, guardando la bandiera della sezione dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, mi riferisco a loro per riferirmi a tutti i Vigili del Fuoco che sono ormai non più in servizio attivo, ma attraverso l'associazione noi possiamo raggiungere tante famiglie, tante persone con l'attività che l'Associazione Nazionale porta avanti ogni giorno, è stata citata la Pompieropoli, ma con tante altre iniziative. Quindi grazie a chi ci ha preceduto in questo lavoro. Termino augurando ai Vigili del Fuoco di Treviso ed in particolare di Vittorio Veneto ogni bene e fate bene il vostro lavoro. La cittadinanza ve ne sarà sempre tanto riconoscente. Grazie. Grazie ingegnere. Prende ora la parola il Presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia. Un saluto indifferenziato a tutti, un abbraccio a tutti, evito di fare la lista, ma comunque grazie per essere qui oggi. In particolare abbraccio ai Vigili del Fuoco. Io li incrocio spesso, lo sapete che ormai siamo quasi in simbiosi con i Vigili del Fuoco. Però un grande applauso ve lo chiedo per il sottosegretario Candiani, lui è responsabile dei Vigili del Fuoco. Fate un applauso. E poi vi dico anche perché. So quanta passione ha, so quanto abbia desiderato essere qui oggi. È stato il primo a chiamarmi in occasione dei disastri che abbiamo avuto in Veneto, che abbiamo avuto nella zona del Bellunese, quindi grazie di cuore, e ogni giorno rinnova la sua disponibilità per questo territorio. Quindi dei 1500 vigili del fuoco, gran parte so che arriveranno in Veneto. Ha detto di sì.
Una volta c'era una pubblicità, se vi ricordate, che è quella della Panda, diceva se non ci fosse bisognerebbe inventarla. I vigili del fuoco, se non ci fossero, bisognerebbe inventarli. Ve lo dico, ma non ve lo dico perché sono qua oggi, poi vado da un'altra parte e lo dico a qualcun altro. Ve lo dico perché io li vedo spesso all'opera e sono qui oggi, sì, per inaugurare una grande operazione, è un grande punto di riferimento. Voglio ricordare che questi 28 ragazzi che abbiamo qui, questi 28 vigili, si occuperanno di un territorio con 75.000 abitanti e in più, comandante Michele, mi sembra di aver capito, in appoggio anche al resto del territorio degli altri 250.000. Quindi le nostre vite sono nelle loro mani. Loro arrivano, come si dice, prima il capo del corpo, che saluto, il comandante Giomi, diceva c'è l'acqua e c'è il fuoco. Dall'acqua noi diciamo si scappa, dal fuoco si va incontro, no? Quindi loro sono veramente efficienti. Però perché sono qui? Sono qui anche a ringraziarli. Noi abbiamo avuto una tragedia immane, abbiamo 100.000 ettari colpiti, abbiamo più o meno 40.000 ettari. Avete un'idea di cosa sono 40.000 ettari? 40.000 ettari di bosco che non c'è più. Abbiamo avuto frane, decine di frane, centinaia, 100 km di strade provinciali, comunali e regionali che non ci sono più, case con detriti, alberghi rovinati, molte case scoperchiate e i vigili del fuoco c'erano. Li ringrazio perché sono arrivati tra i primi, assieme alla protezione civile, ci hanno dato un grande supporto e io spero ce lo diano ancora, nel senso che noi lì abbiamo questa mole di legname da asportare e lo dobbiamo fare anche velocemente. Pensate, è stato calcolato, abbiamo circa 10 milioni di metri cubi di tronchi. Se voi pensate, è come se noi decidessimo di mettere questi tronchi e stenderli per 1 metro di spessore in un prato, ci servono 1.000 ettari per stendere tutti i tronchi. È una chiamata di popolo. Io ho visto la professionalità dei vigili del fuoco, la vedo tutti i giorni, l'ho vista nell'operatività, nella professionalità e posso dire anche nella dedizione. E questi non sono quelli che timbrano il cartellino, Questi qua non li ho mai visti a dire ma è ora di andare a mangiare. Qua si lavora in mezzo al fango, in mezzo alle pietre, in condizioni di pericolo e soprattutto li ho visti vicini ai cittadini, vicini a quelle nonne su a Roccapietore che noi quando siamo arrivati, lo sa il comandante Dattilo, il giorno dopo siamo arrivati, c'erano signore anziane, lo possiamo dire, che spalavano, non si buttavano per terra dicendo lo Stato ci ha abbandonato, spalavano i detriti delle loro case e lì ancora i vigili, quindi grazie veramente per tutto quello che fate. E grazie al sottosegretario per l'attenzione, la continua attenzione, e penso che sia fondamentale seguirli da vicino. Avete un sottosegretario giusto, ha fatto bene il ministro Salvini a dare la delega, la competenza al sottosegretario Candiani, perché so che lui è uno che ci mette la passione. Guardate, non è piaggeria, io lo conosco da una vita Candiani, lui ci mette la passione, è qui oggi, mi parla sempre dei suoi vigili e so che darà ancora di più, 1.500 sono pochi, 1.500 gli stipendi, insomma so che abbiamo un po' di rogne, no? Chiedo ovviamente al sottosegretario un'attenzione, un occhio di riguardo per il Veneto. Il Veneto è già in attesa dell'autonomia, è già una roba che abbiamo qui che no, vorremmo digerire tutta questa partita. Un modo di riconoscere questa peculiarità e specificità del Veneto è anche quella di essere vicini ai veneti. I veneti sono dei produttori di PIL eccezionali, 150 miliardi di PIL ogni anno, lasciamo più o meno 20 miliardi di tasse a Roma, qualche uomo in più dovete mandarcelo. Grazie e buon lavoro a tutti. Rivolge infine il suo saluto il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno, il senatore Stefano Candiani. Beh, l'emozione di essere a Vittorio Veneto e di intervenire dopo Luca Zaia, francamente consentitemela, è tanta. Ma è tanta perché è bella questa comunità, non è semplicemente un'inaugurazione, è una festa di comunità, che poi è quello che è già stato detto prima di me, e saluto tutti.
a partire dai nostri cari Vigili del Fuoco fino alle massime autorità che sono qui presenti, e vi ringrazio per essere intervenuti, perché questo è lo spirito che ci anima, quello di fare comunità e di sentirci tutti uniti e soprattutto forti quando c'è bisogno. Sì, Presidente Zaia, quello che hai detto prima sarà un nostro impegno. Il Veneto è una regione che merita tanto perché dà tanto in generosità di uomini, dà tanto nel lavoro e dà tanto nell'esempio. Nei primi giorni successivi ai catastrofici eventi atmosferici che hanno colpito il Bellunese, che hanno colpito tutta la fascia pedemontana, ci siamo sentiti spesso e volentieri per capire i problemi, ma ancora più volentieri per risolverli. E in quelle circostanze mi sono recato sui luoghi del disastro e confermo quello che già tutti voi sapete, ma lo dico anche a beneficio di chi magari non ha avuto occasione di visitare quelle zone. Una dedizione da parte degli uomini e una compostezza orgogliosa da parte delle persone che merita il massimo applauso e sostegno. Fino ad arrivare, e ricordo il Presidente Zaia arrabbiarsi con qualcuno e dire ma non sminuire la questione perché è grave, dire che l'abbiamo già risolta non rende tutto più facile, anzi qualcuno pensa che neppure il problema ci sia stato grave come invece è stato, però questo è lo spirito del popolo veneto che mi piace veramente riconoscere come unico e come esempio. Come è un esempio la dedizione con la quale questa opera che oggi inauguriamo è stata nel tempo seguita. Mi fa piacere ricordare l'iniziativa quando ormai qualche anno fa, nasceva sotto l'attenta opera del mio predecessore Balocchi, colui che ha inventato l'Italia in 20 minuti, questo progetto straordinario di cui prima il Capogiomi ha accennato, che vorrebbe tutti i nostri cittadini in un'area di soccorso raggiungibili entro 20 minuti. È un'utopia? No, è un impegno che da tanti anni ciascuno di noi sta cercando di soddisfare, e questa oggi è una tappa in quella direzione. C'è stata dedizione da parte dell'amministrazione comunale e penso agli ex sindaci, penso ad Are, penso all'attuale amministrazione, ciascuno ha fatto la propria parte. Bravi! Questo è quello che occorre alla nostra gente, vedere che ci si impegna per dare punti di riferimento che servono soprattutto nell'emergenza ma anche nella quotidianità. Il soccorso è affidato ai Vigili del Fuoco e i nostri Vigili del Fuoco, come anche nei giorni scorsi è stato ben riconosciuto dall'ONU, sanno fare emergenza, sanno risolvere i problemi di emergenza ed intervenire come nessun altro. Questa è una cosa che ci riempie di orgoglio, ma è una cosa che ci stimola ancora di più nell'impegno. Ci sono cose che abbiamo fatto e cose che debbono essere fatte. Esistono però le persone, perché le buone idee e le azioni, soprattutto quelle materiali, lavorano tramite le persone. Avete costruito esperienze straordinarie, un'esperienza che abbiamo conosciuto assieme, Capogiomi, in questi mesi. Il percorso è stato breve, ma definisco un percorso molto utile, intenso, un percorso fatto di dedizione. E ringrazio in questo senso il capo del corpo che si avvia in questi giorni a concludere il suo mandato, ma che sono sicuro continuerà a darci la propria esperienza, un'esperienza che mi è stata molto utile nell'iniziare questo percorso. Grazie, grazie veramente. Però noi siamo, Presidente, anche un pochino golosi delle buone cose che si sviluppano in Veneto e qualche buona esperienza ci piace poi metterla anche a frutto e a patrimonio dell'intero Paese. E quindi credo che nei prossimi giorni l'ingegner Dattilo avrà modo di poter portare la propria esperienza anche ben al di là del confine veneto. Perché questo è lo spirito. Non si deve essere gelosi dei buoni risultati, ma farne patrimonio e fattore comune. Lo abbiamo visto nelle vallate colpite e flagellate dal maltempo del Bellunese. Quanta soddisfazione, lo dico
ai miei amici sindaci, lo dico alle autorità, lo dico ai cittadini, quanta soddisfazione in quella riunione fatta ad Agordo, dove i vigili del fuoco, la protezione civile, i sindaci, ciascuno aveva avuto coscienza di aver fatto la propria parte, evitando gran parte di quello che sarebbe stata invece una tragedia ulteriormente grave. Fare gioco di squadra, capire che ciascuno di noi è fondamentale nel proprio ruolo, ma non è bastante, si deve lavorare assieme. E questo è un percorso che vogliamo ampliare anche a tutte le istituzioni. Il buon esempio che viene dalla Regione Veneto non può rimanere un buon esempio limitato al Veneto, ma vorremmo che questa capacità, la grande determinazione che contraddistingue questo popolo, anche per l'intera Italia che in questo momento sta vivendo una situazione di estrema difficoltà dal punto di vista economico, difficoltà dal punto di vista internazionale e finanziario, no, noi abbiamo una determinazione, quella di un popolo che vuole rialzarsi, e dal Veneto ne viene un esempio che non deve conoscere confini. Grazie Presidente Zaia per questa determinazione che rappresenta sempre in maniera estremamente efficace. Sono 100 anni dalla Grande Guerra, tornare in questi luoghi è molto simbolico, ma è anche molto, molto bello e anche commovente. Sappiamo oggi quanto il sacrificio fatto dai nostri nonni di allora sia per noi anche un esempio di stimolo di impegno civile. Bene, quell'impegno di allora che si svolgeva al fronte è un impegno che noi oggi vogliamo riapplicato nella quotidianità, e in ogni difficoltà, ogni circostanza di emergenza per noi è un fronte sul quale impegnarci al massimo. Questa sarà una nuova caserma, questo è un nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, nel quale i nostri concittadini devono sapere che troveranno pronta all'emergenza la migliore professionalità che può esserci schierata sul campo. Grazie a questi Vigili del Fuoco, grazie a voi cittadini, grazie alle istituzioni per essere state partecipi di questo risultato, e buon lavoro e viva i Vigili del Fuoco a partire da quelli di Vittorio Veneto. Grazie a tutti, grazie. Grazie Senatore delle sue splendide parole. La cerimonia di inaugurazione è terminata. Grazie a tutti per essere stati qui con noi.